Un'ala dove seppellire i resti dei bambini non nati. Diventa realtà il progetto del Giardino degli Angeli che nel cimitero maggiore di Vicenza andrà a collocarsi nel lotto 21, dove sarà creata un'area di sepoltura per i cittadini di fede islamica. Vicenza non aveva dato riscontro a questa legge regionale che prevede queste aree dedicate, diciamo così, agli angeli, cioè a quei bambini che non hanno raggiunto la vita, e quindi ritenevamo che fosse un segnale, un atto di civiltà che Vicenza, che è notoriamente una città anche di valori, ha voluto sposare. L'abbiamo pensata come proprio un giardino con delle panchine artistiche in cui questi genitori possano dare un pensiero a questo prodotto di concepimento che si diversifica, perché addirittura non è riconoscibile all'inizio, poi diventa un bambino abbastanza presto. Non ha senso incenerirli e poi smaltirli come rifiuti speciali, che è un termine terribile. Quindi siamo arrivati a questo, direi, obbligo di civiltà morale. Un aiuto per le famiglie nella rielaborazione di un lutto, in alcuni casi lacerante. La possibilità di dare una degna sepoltura a questi bambini è anche un modo per elaborare il lutto per quelle persone che hanno perso un bambino. Il Giardino degli Angeli sarà aperto entro il prossimo anno, così come l'area dedicata alla sepoltura dei musulmani con cui sarà condiviso lo spazio. E proprio con la comunità di fede islamica il dialogo è stato costante. Abbiamo giustamente spiegato loro quali fossero le esigenze, la carenza di spazi purtroppo in città rispetto alle aree cimiteriali, soprattutto del cimitero maggiore. L'ultimo lotto è questo, il numero 21, e devo dire che ho ritrovato un riscontro positivo anche da parte loro.